Bentrovati per il secondo tempo di Castiadas Torres, squadre già in campo in questi secondi 45 minuti. Gara bloccata sullo 0-0. Abbiamo detto nella prima frazione di gara poche occasioni, però 3 gol annullati, 2 alla Torres, 1 al Castiadas. Intanto è iniziato in questo momento agli ordini del signor Scifo la sezione di Nuoro. C'è stata però, dobbiamo segnalare, anche un'occasione ghiotta per il Castiadas con un intervento magistrale di Torepinna su Mesina. Tanto rientriamo nella cronaca della gara con il Castiadas che manovra con Cordeddu, palla in avanti, c'è l'anticipo Merenda, poi Mannoni che mette all'indietro per Spano, lancio di Spano a cercare Iba, anticipato però l'attaccante rossoblu da Boi, può manovrare ancora il Castiadas con Carrus, Mannoni su di lui, Carrus si gira, va a cercare ancora Cordeddu, sull'out di destra di fronte Spano, Cordeddu mette al centro però facile per Torepinna. Rilancio di Torepinna, conquista palla però la Torres con Fideli, 4 avversari, Fideli alla fine ottiene un fallo laterale. Predica calma mister Tortora. Tanto rimessa effettuata da Spano che riceve palla nuovamente da Fideli, tentato di colpire sul cross Sarrizzu ma non è riuscito. Rossette e rossoblu. Può avanzare ora il Castiadas, D'Agostino, attenzione, libero sulla destra Cordeddu, riceve in questo momento Cordeddu, può effettuare il cross deviato, attenzione da Spano e poi di testa Casu, mette in corner. Pericoloso qui il Castiadas che conquista il suo quinto calcio d'angolo. Sempre Cordeddu per la battuta. 2 minuti di gioco. Cordeddu mette basso, palla che termina tra i piedi di D'Agostino. Ancora per Cordeddu che riceve sulla destra, contrastato però da Spano e poi mette in fallo laterale Mannoni per evitare guai peggiori. Castiadas può ancora manovrare. La rimessa che sarà, vediamo, forse lunga di D'Agostino. Rimessa effettuata, pallone che arriva proprio in aria, va a saltare Merenda, vanno a terra 2 giocatori, lascia proseguire il direttore di gara. Castiadas ora che manovra dalla parte opposta, a sinistra, mette in fallo laterale Casu. Arriva per la battuta Sayas, battuta effettuata, Carrus. Siamo ancora sulla sinistra, attenzione. Riescono i giocatori rossoblu a frenare l'iniziativa del Castiadas e poi subisce fallo Casu, calcio di punizione. Quattro minuti nel corso del secondo tempo, ancora 0-0 tra Castiadas e Torres. Va a battere la punizione Torepinna, lancio lungo, cercare Iba in anticipato, la palla termina però tra i piedi di Bianco che serve Fideli per Iba che può servire Spano, non controlla bene Spano e la palla si perde, fallo laterale. Tentato la manovra tutta di prima la Torres in questa occasione, pallone difficile da gestire per Spano. Rimessa laterale in favore del Castiadas con Alessandro Pinna. Va a servire Cordeddu, poi l'anticipo di Spano, palla messa in avanti a cercare Mesina, c'è l'anticipo però Merenda su di lui. Perfeziona il disimpegno Spano, palla che termina ancora in fallo laterale. Favore della Torres però, dice il primo assistente. Si lamentano i giocatori del Castiadas.
Spano, servire Mannoni. All'indietro Mannoni viene contrastato e perde palla, può far ripartire il Castiaras con D'Agostino, Cordeddu arriva Piga e poi Merenda, lanciare lontano, deve lasciare il pallone Fideli che era in netto fuori gioco, palla che termina tra i piedi di Mereu, che poteva essere pericolosa la ripartenza del Castiaras sulla palla rubata a Mannoni, ma sono stati bravi Piga e Merenda. Si va adesso sulla sinistra, c'è però Casu che mette all'indietro per Minutolo per Merenda, D'Agostino su di lui, attenzione, si libera di D'Agostino e poi lancia in avanti a cercare Sarrizzu, poco servito fin qui l'ex del Castiaras, palla che termina in fallo laterale, rimessa già battuta, qua se c'è uno spazio in mezzo al campo, lancio in avanti, attenzione per D'Agostino, arriva Spano e lo porta sull'out di destra e poi gli ruba il pallone, bravissimo Spano, fermare D'Agostino. Mannoni sulla destra per Casu per Piga per Sarrizzu, all'indietro ancora per Casu, lancio in avanti a cercare Iba, anticipato Iba, però c'è Piga sul pallone, colpo di testa, servire Sarrizzu, può andare Sarrizzu sulla destra, di fronte Carrus, Sarrizzu se ne va in velocità, vince un paio di contrasti, i pressi della bandierina, provato a cercare il tocco di Saia, se poi fa filtrare la palla in aria, ma è troppo corta per tutti, palla che termina tra le braccia di Mereu. Può ripartire Cordeddu sulla destra, non ci sono molte pause questa gara, si gioca con una buona intensità, palla all'indietro per Mereu e serve Carrus, c'è sempre Mannoni su di lui, si gira però Carrus subito a servire il compagno, questa volta non è preciso il suo servizio sulla destra per Cordeddu, rimessa laterale già battuta da Spano, Merenda che non controlla benissimo, deve uscire Torrepinna per il rinvio, qui sta palla, qui il Castiaras poi la perde sull'intervento di Bianco, ancora però Castiaras con Carrus, sta aumentando un po' i giri, la formazione di casa, Carrus, c'è libero sulla sinistra a Porru, lo serve Carrus, riesce a tenere in campo il pallone Porru, poi lascia il pallone a Mesina, crossi in area, attenzione sul tentativo di Merenda che poi lascia il pallone a Torrepinna, sta preparando intanto una sostituzione sulla panchina del Castiaras, probabilmente uscirà Porru, tanto il rilancio lungo di Torrepinna, va a saltare ancora Iba ma mette in fallo laterale Pinna ed è proprio Porru ad uscire, al suo posto il numero 14 Frau, anzi no scusate, Contu, classe 97. Dunque al quarto minuto del secondo tempo, Contu per Porru è la prima sostituzione della gara, ce n'è un'altra però, sta entrando il numero 18 Martinez che prende il posto di Saias. Dunque Martinez per Saias nel Castiaras. Due cambi per mister Sebastiano Pinna, qui Fideli si fa soffiare il pallone, il lancio in avanti per Mesina, deve uscire Torrepinna che riesce sul tentativo di Mesina a allontanare il pericolo, ancora però Castiaras, D'Agostino che prova la conclusione di sinistra, palla centrale, facile per Pinna, ha rischiato tantissimo qui, rimasto a terra Torrepinna, anzi si butta a terra Torrepinna che ha messo il pallone fuori sul contrasto con Mesina. Si sono scontrati due in uscita, Torrepinna ha tentato la conclusione Mesina, è stato probabilmente colpito dal pallone, forse anche dal giocatore, il numero 1 rossoblu, che ha subito messo il pallone fuori perché non riusciva a stare in piedi. Ora si è rialzato Torrepinna. Siamo al 6° minuto di gioco, intanto si scaldano anche i due giocatori della panchina rossoblu.
pallone che sarà ovviamente restituito alla Torres. Tori Pinna, Minutolo sulla destra per Casu per Mannoni, subito aggredito da Mesina, per liberarsi della sfera, lancia in avanti, fanno buona guardia però centrali difensivi del Castiadas. Si riparte con il solito Carrus, serve in avanti questa volta per vie centrali, ruba palla però Mannoni e può ripartire la Torres, rubato palla a Carboni, palla per Merenda, all'indietro per Tori Pinna. Deve tornare dal fuorigioco Iba, sul rilancio di Pinna però non riesce Sarrizzu a trovare il pallone, va a caccia della sfera senza riuscirci. Ancora Carrus, subito il lancio di Carrus in avanti, c'è Spanu però in anticipo, va sulla seconda palla Fideli, palla all'indietro per Pinna. Castiadas che gioca molto alto, molto raccolto, squadra cortissima, non semplice quest'oggi per la Torres trovare occasioni davanti alla porta di Mereu. Attenzione, qui c'è stato un pallone intercettato da Piga che termina però sui piedi di Tori Pinna, che subito ha provato a lanciare in avanti Sarrizzu è riuscito a controllare per un secondo la sfera, poi è stato bravissimo a ottenere un fallo laterale su una situazione davvero complicata da risolvere. Va a prendere il pallone Casu per questa rimessa laterale, siamo in zona d'attacco, 8° minuto, nel corso della ripresa sempre 0-0 tra Castiadas e Torres. Va la rimessa Casu, cerca Mannoni, si deve girare Mannoni, e lui però ad aver toccato il pallone che termina in fallo laterale. Questa volta la battuta è per i padroni di casa. Carrus all'indietro, poi rilancio in avanti, ma c'è la Torres con Merenda. Piga che ottiene un fallo laterale. Nuovi entrati, Contu è andato a sistemarsi sull'esterno di sinistra in difesa, tanto colpo di testa di Minutolo, arriva però, attenzione Carboni che lancia Cordeddu sulla destra, Cordeddu ha tentato subito il cross in area ma era arrivato Spanu e arriva anche il sesto corner della formazione di casa. Una battuta sempre Cordeddu, palla in area sul secondo palo, messa poi di testa al centro, c'è però Fideli sul tentativo di Boi. Ancora però Castiadas che manovra con Contu che trova Cordeddu dalla destra, il cross questa volta arriva in area, attenzione, c'è un'occasione per il Castiadas, prima si salva Tori Pinna fortunosamente, poi la palla che rimane lì e nessuno dei giocatori di casa che riesce a colpire, una serie di carambole. Castiadas che si sta facendo più pericoloso questi ultimi minuti, ora qua c'è una conclusione altissima, può prendere un po' fiato la Torres, sgrida ai compagni Tori Pinna che su quel pallone probabilmente c'è stata una deviazione di un compagno e lui era pronto per recuperare la sfera, è riuscito in qualche modo però Tori Pinna a salvare ancora una volta la sua porta, al 10° pericolo per la Torres. Va al rinvio Tori Pinna, palla che supera a metà campo, va a saltare però bene Boi a cercare Mesina, butta a terra Merenda, c'è il fallo segnalato dall'assistente.
battuta di Merenda per Minutolo. Mannoni, Casu in avanti a cercare Sarrizzo, la palla termina direttamente nel fallo laterale. Sarà rimessa e ne è entrato Contu a cercare D'Agostino, ottiene un altro fallo laterale il Castiaras che guadagna qualche metro. D'Agostino, qui c'è il fallo di Merenda, dice il direttore di gara, già battuto il calcio di punizione, ma fa ripetere il signor Scifo che la palla era in movimento. Sulla sfera Carrus, subito in mezzo all'area c'è la conclusione deviata di Martinez, palla che termina tra le braccia di Pinna. Subito il rinvio di Torre Pinna a cercare Sarrizzo, vediamo se riesce a controllare anche qui, pallone davvero difficile di Sarrizzo. Può ripartire il Castiadas. Carrus all'indietro per Luigi Pinna che mette in movimento D'Agostino. D'Agostino per Martinez, Martinez ancora per Contu, all'indietro D'Agostino, ancora Contu, sta chiudendo un po' troppo la Torres, parte Contu che ha provato a superare Casu ma mette il pallone in fallo laterale il difensore rossoblu. Ancora Castiadas però con Carrus che mette questo pallone in aria, lascia scorrere, poi presa aerea per Torre Pinna. Sta subendo un po' di più l'iniziativa dei padroni di casa la Torres rispetto al primo tempo. Va a rinviare Pinna, a cercare Ibba, c'è per il colpo di testa di Boi, Mannoni mette a terra, subisce fallo, ma l'arbitro dice di no, non sta a terra Mannoni, tanto la palla che termina Torre Pinna che mette subito la palla fuori. Su questo anticipo di Boi, forse palla e piede insieme, rimasta a terra Mannoni. Si può rialzare però Mannoni, pallone che viene restituito alla formazione rossoblu. Si riparte da qui, 14 minuti, corso del secondo tempo, 0-0 tra Castiadas e Torres, una partita un po' avara di occasioni ma sicuramente ben giocata, entrambe le formazioni. Qua c'è un fallo su Minutolo, fallo di Martinez, va a battere proprio Minutolo, prolunga la traiettoria Ibba ma non trova compagni, sempre molto distante dalla porta Cristian Ibba. Rinvio di Mereu, va a saltare Merenda, quest'oggi abbiamo detto gioca con la mascherina, non arriva il pallone a Fideli, fa buona guardia a Pinna, poi Cordeddu a servire Carboni, cercare D'Agostino, Contu, ancora per D'Agostino, si chiude la triangolazione, deve tornare indietro ancora Carrus, riceve ancora Carrus, subito palla in aria ma c'è Spano a fare buona guardia e poi Fideli a servire Bianco. Bianco può partire, Cespica però sul pallone, lo recupera Merenda, Spano si libera di un avversario Spano e poi lancia in avanti Sarrizzo, qua è buono il pallone per Sarrizzo, ci arriva infatti, mette giù Sarrizzo, aspetta compagni, Sarrizzo va a terra, non c'è fallo dice il signor Scifo, ruba palla però ancora la Torres, Piga va a cercare il pallone, dice che c'è un fuorigioco l'assistente del signor Scifo sul pallone toccato da Ibba. Su questo cambio di fronte, pallone da destra a sinistra, toccato palla, stava andando Fideli che sicuramente non era in fuorigioco, l'ha toccata Ibba, fischiato l'offside
Tanto recupera ancora palla la Torres con Bianco, all'indietro Spanu per Pinna che controlla e poi rinvia. Ancora Bianco, palla che termina tra i piedi di Fideli. Fideli, Mannoni, largo per Sarrizzu. Può andare ora Sarrizzu, 2 avversari però davanti, Contu e attenzione, palla messa in mezzo però sul cross di Casu, è troppo sul portiere, cercavano il fuorigioco i giocatori del Castiadas ma non ha segnalato l'assistente, dunque cross di Casu ma troppo sul portiere. Fatica un po' la Torres sulle fasce che fanno comunque buona guardia, sempre al raddoppio i giocatori del Castiadas. Fideli mette giù, scivola il giocatore del Castiadas, può andare Fideli che ora deve passare però la palla. Mannoni all'indietro, Merenda per Piga per Casu, un po' di spazio, può servire Sarrizzu all'indietro ancora per Piga, avanza la Torres, Piga prova il cross, cercare Bianco ma è uscito Mereu. Troppo prevedibile questo cross lungo in aria. Riparte il Castiadas, Carrus sulla sinistra per D'Agostino, cercare Contu, lo trova, cercare Martinez riesce a mettere in mezzo questo pallone e Spanu evita guai e lo mette in corner del 7º. Tanto ci sarà un cambio per la Torres al 18º. Sta facendo il suo ingresso in campo Scioni per Iba. Dunque fuori Cristian Iba, dentro Sandro Scioni. Un centrocampista in più per mister Tortora che ha dato indicazione a Fideli di sistemarsi al centro dell'attacco. Dentro Scioni dunque continua a scaldarsi a bordo campo anche Alessio Virdis. Intanto attenzione a questo corner, palla in area, c'è il colpo di testa, sfiora il palo di Pinna, se non abbiamo visto male il colpo di testa di Luigi Pinna. Palla che termina fuori, comunque sempre pericoloso sui calci da fermo il Castiadas. Va la battuta Pinna. Rilancio a cercare proprio Scioni che tocca il suo primo pallone. Va Scioni, viene messo giù, c'è il fallo D'Agostino. Calcio di punizione in favore della Torres. Hanno scoccato il 20° nel corso del secondo tempo. Va la battuta Mannoni. Va Mannoni che metterà il pallone in area. Sì, un po' troppo sul portiere però. Va Mereu che subisce anche fallo. Che qui traiettoria non facile per gli attaccanti. Mereu subito al rinvio, a saltare Merenda, palla però che termina tra i piedi di Carboni, subito il lancio sulla sinistra per D'Agostino che ha tentato un cross in mezzo, ne viene fuori una palla sparacchiata sul fondo. Vediamo che succede. È stato messo un pallone in campo, il direttore di gara ha detto che sarà lui a dare indicazioni. Si prepara il rinvio, Torre Pinna va a saltare Pinna, Luigi Pinna, il centrale difensivo, ottiene un fallo laterale qua Fideli.
Va Casu per la rimessa. Rimessa effettuata, Piga prolunga la traiettoria, Fideli riesce a tenere per un secondo il controllo della sfera, poi perde ancora il pallone. Può ripartire, anzi no, non riparte il Castiadas perché non controlla nemmeno Martinez, e dunque fallo laterale a favore della Torres con Casu che cercava Fideli, ottiene un altro fallo laterale, la formazione rossoblu che guadagna qualche metro. 22 minuti di gioco, 0-0, Castiadas e Torres. Casu per la rimessa all'indietro per Minutolo per Piga, in avanti Piga per Scioni, Casu, ancora Scioni, palla in mezzo a cercare Sarrizzo e poi Mannoni che apre sulla sinistra dove c'è Bianco per Spanu. Provato la conclusione, Spanu, c'è il rinvio di Mereo, palla ancora in gioco, Scioni all'indietro per Casu, cross in aria e c'è il fuorigioco. Si lamenta mister Tortora di questa segnalazione del secondo assistente. Tanto dobbiamo dire che sulla conclusione di Spanu, che sembrava abbastanza prevedibile, però c'è stato il rinvio di Mereu che non è riuscito a fermare il pallone, sicuramente insidioso, magari è scivolato proprio sul sintetico qui. Non c'è stato però nessun giocatore della Torres pronto a raccogliere sul rinvio, azione proseguita e poi il fuorigioco. Intanto c'è una calcio di punizione per il Castiadas, Carrus mette il pallone in aria, va a saltare Fideli, la palla rimane lì, attenzione, Martinez si deve girare, la mette all'indietro e poi c'è un tentativo di conclusione di Carboni, un palla deviata ancora in angolo, ottavo corner. Va sempre Cordedu, la battuta, palla in aria sempre sul secondo palo, c'è il colpo di testa, colpisce un compagno Cordedu, poi la respinta di Tore Pinna che si salva anche qui, intanto è rimasto a terra un giocatore della Torres. C'è rimasto a terra Piga, c'è stato il tentativo probabilmente di Mesina, se non abbiamo visto male, che ha colpito di testa ma ha colpito un compagno a botta sicura, poi il pallone è rimbalzato, è rimasto lì e c'è stata una conclusione, non abbiamo visto di chi, e ha respinto Tore Pinna. Attenzione ancora a Mesina che ci prova, la palla termina alta, anzi no, non si trattava di Mesina, si trattava di Pinna. Occasione anche qui per il Castiadas, con un altro intervento di Pinna con un pallone colpito davvero da pochi passi. Il rinvio ora, il portiere rossoblu, vanno a saltare Fideli e Bianco, un po' si intralciano, attenzione, pallone messo in avanti, c'è Spano però a anticipare tutti, a mettere in fallo laterale. Rimessa effettuata, palla buttata in avanti, ancora Spano e poi Fideli, serve però Carrus, deve uscire Minutolo di testa ad anticipare il giocatore del Castiadas e poi può partire ora Scioni sulla destra, non arriva il suo tentativo in avanti per Sarrizzo perché viene intercettato il pallone, palla che termina in fallo laterale, ancora in favore però della Torres. Sarrizzo vince un contrasto, Sarrizzo, avversari su di lui, conquista ancora palla la Torres però con Mannoni per Bianco, controlla di petto Bianco, serve Spano, vediamo sulla corsa che avrà la meglio tra Spano e Pinna, ottiene il fallo laterale la Torres. Merenda, lancio in avanti, ancora però Castiadas che mette in fallo laterale, mister Tortora che incita i suoi. 26esimo, Spanu, Fideli tentava di servire Spano, riesce Spano e qui c'è un fallo evidente, però non fischia il direttore di gara, prosegue l'azione. Spano approva la conclusione,
Facile però per Mereu, che se potente il tiro, troppo centrale. Ha provato Spanu anche qui. Cogliere di sorpresa Mereu. Qui va a terra Merenda. Calcio di punizione sul fallo di Mesina. Mette palla a terra Merenda per la battuta. Minutolo. Casu in mezzo per Mannoni, arriva subito Mesina su di lui, palla a servire Bianco, però non trova il compagno Mannoni, dunque ancora Castiaras, c'è in anticipo però Merenda, palla poi messa in fallo laterale da Carboni. Mette a terra il pallone Piga, tiene un altro fallo laterale. Non è Fideli ma è Sarrizzo la punta centrale adesso della Torres. Spanu lo serve in questo momento, può aprire Sarrizzo per Scioni, arriva anche Casu, gran carriera. Casu per Scioni, va sulla destra, Scioni può effettuare il cross, che è un tiro cross, attenzione, la respinta di Mereu, rimane lì il pallone, occasione per la Torres, sulla palla non trattenuta da Mereu, su questo tiro cross di Scioni, ha rischiato qui il portiere di casa. Dai, France. La palla è rimasta lì, non hanno fatto in tempo né Bianco né Sarrizzu a metterla dentro. Mereu poi ha fatto la sfera. Qui vicinissima al gol la Torres con la palla che ballonzonava sulla linea di posta. Qua deve uscire Mereu di testa per evitare l'intervento di Sarrizzo. Serve Contu sulla sinistra. Contu all'indietro per Boi, ancora Mereu. Per il rinvio va a saltare Minutolo. Colpisce di testa, prolunga Mannoni, ma trova ancora Boi. Qua subisce fallo Carrus sull'intervento di Fideli. 29esimo. Che occasione per la Torres qualche minuto fa. Sul tiro cross di Scioni. Con palla non trattenuta da Mereu, che è rimasta proprio lì sulla linea di porta. D'Agostino in anticipo su Casu, ancora D'Agostino in area, attenzione, c'è fallo però su Minutolo, spinta di D'Agostino, attenzione, sarà munito, che ha allontanato il pallone con un gesto di stizza D'Agostino. È il secondo munito dell'incontro, insieme a Boi. Calcio di punizione per i rossoblù. Punizione battuta da Pinna, che probabilmente cercherà il lancio lunghissimo per i compagni, così è. Commette fallo Fideli qui su Pinna. Si sono ancora spostati Sarrizzo e Fideli, adesso nuovamente Fideli al centro dell'attacco con Sarrizzo che ha ritrovato la sua posizione di destra. Palla per Mereu, lancio in avanti, c'è Merenda, poi Minutolo, Piga all'indietro con calma per Casu, ancora all'indietro per Pinna. Non riesce il rilancio lungo di Pinna, la palla però termina tra i piedi di Sarrizzo che può servire ancora a Scioni. Scioni che aspetta un po' l'arrivo dei compagni, ora serve sulla destra Casu può effettuare il cross per Bianco che però non riesce a colpire di testa, ci riesce in un secondo tentativo, poi Sarrizzo all'indietro per Spanu ancora pallone messo in aria, però viene messo fuori dalla difesa del Castiadas. Sono cross un po' prevedibili, attenzione qui questa palla su cui si avventano Martinez e Merenda, c'è in anticipo Merenda che mette all'indietro per Pinna, subito in avanti Tori Pinna. Contu controlla
Qua subisce fallo Sarrizzu che va a terra, si continua a giocare, mette fuori Fideli, rimasta a terra Sarrizzu. Questo contrasto c'era probabilmente il fallo, sono andati a cercare entrambi il pallone. 31esimo, corso del secondo tempo, palla restituita alla Torres. Si riparte da Torre Pinna. Intanto si sta scaldando anche Pitta, la panchina rossoblu insieme a Virdis. Rilancio lungo di Pinna, va a saltare Fideli, conquista palla Mannoni, tutto a sinistra ora Mannoni, Spanu, tentato Mannoni di servire Sarrizzu, ancora Piga, non riesce a servire il compagno, riparte il Castiadas, è libero qui Cordeddu, ha uno spazio, attenzione Cordeddu per D'Agostino, all'indietro per Carboni, bravo però Casu qui a uscire bene, servire Sarrizzu per... no, qua non c'era il fuorigioco per Fideli, non ci sembrava. Qua non ci pareva in fuorigioco Fideli, bisognerà rivedere le immagini. Tanto ci sarà un cambio fra pochissimo nelle file del Castiadas, era buono il tentativo per Fideli. Fermato tutto il direttore di gara dopo la segnalazione del suo secondo assistente. Intanto ancora Castiadas, palla in aria, c'è però Spanu, poi Scioni per Sarrizzu che si libera di un avversario, poi subisce fallo, si ferma, prosegue però il Castiadas, ruba palla alla Torres, Piga che può avanzare, ancora Piga, qua c'è il libero bianco, poteva essere servito, perde palla la Torres, deve rientrare la Torres sul tentativo del Castiara, squadre che sicuramente si stanno allungando. Ora qua c'è il fallo di Scioni. Calcio di punizione per il Castiadas. Quando siamo al 34esimo, corso della ripresa. Squadre che sicuramente si stanno allungando un po' di più rispetto al primo tempo. Attenzione intanto a questo calcio di punizione insidioso al vertice destro dell'area. Cordeddu sul pallone, tutti in area rossoblu. Fischia il direttore di gara, parte Cordeddu, cercherà la porta ma il pallone è direttamente sul fondo, è rimasto a terra. Intanto Merenda si rialza, l'ultimo arrivato in casa Torres. Non ci sarà ancora la sostituzione per il Castiadas, anche se stanno invece chiamando i giocatori rossoblu dalla panchina, dunque ci sarà sicuramente il cambio per la Torres tra pochissimo. Intanto rinvio di Torre Pinna, va a saltare Bianco che riesce a colpire di testa, mette a terra Fideli, può partire Fideli non riesce a superare il secondo avversario e c'è adesso il cambio. Uscirà il numero 10 D'Agostino, al suo posto Frau. Dunque Frau per D'Agostino al 35esimo del secondo tempo nel Castiadas. Ed è pronto a entrare anche Pitta per Fideli nella Torres. Entra anche Virdis per la formazione rossoblu. Ed esce il numero 8 Bianco. Dunque doppio cambio per la Torres, Pitta per Fideli e Virdis per Bianco. Cambio effettuato in questo momento.
Ancora 10 minuti più recupero da giocare in questa gara, bloccata sullo 0-0 tra Castiadas e Torres. Rilancio lungo di Mereu, va a saltare Minutolo che anzi colpisce col petto, poi Mannoni per Spanu che mette giù e va a cercare proprio Virdis. Pitta non controlla il suo primo pallone. Ora c'è un centrocampo un po' più folto per la Torres, con soli Virdis e Sarrizzu nel reparto avanzato. Vediamo se la mossa sarà utile. Tanto attenzione ancora a Cordeddu che è solo lì a destra. Arriva Spanu su di lui, riesce a mettere in mezzo e poi Pitta in corner. Nono calcio d'angolo, 9-2, 37esimo. Sempre Cordeddu alla battuta. Di solito sono lunghi i suoi, questa volta al centro dell'area, vanno a cadere in tre. Si prosegue, palla messa fuori. Va a saltare qui Virdis, Minutolo, ancora Virdis a prolungare la traiettoria, poi Sarrizzu. Torres che però è ancora stretta nella sua metà campo, poi però sbaglia questo servizio per Cordeddu. Contu. Sempre insidiosi, abbiamo detto, i calci da fermo del Castiadas. Ci sarà il rinvio ora da parte di Tore Pinna. Palla lunga, va a saltare Sarrizzu, però messo giù da Boi. Rimane a terra Sarrizzu, non c'è il fischio arbitrale, si deve rialzare il giocatore della Torres, però si tocca il capo. Una gomitata per Sarrizzu, poi il pallone che viene rimesso in gioco. Saltato un po' con il gomito un po' alto, Boi ha colpito di testa Sarrizzu. Intanto si prosegue, Pinna, colpo di testa, viene messo fuori il pallone da parte delle Castiadas, ci sarà la rimessa in favore della Torres. Casu, quando è scoccato il 39esimo, Casu a cercare Virdis, viene anticipato, poi Piga che si libera di un avversario e mette all'indietro per Minutolo. Minutolo, attenzione, perde palla Minutolo qua, poi commette fallo. Pallone regalato questo. Carrus. All'indietro Carboni, Contu. Si libera di Scioni, Contu prova a partire sulla sinistra ma arriva Piga a mettere in fallo laterale. Messa effettuata, attenzione Mesina che controlla, anzi no, non riesce a controllare questo pallone che viene messo probabilmente in fallo laterale, sì, non finito sul fondo. Ci sarà la rimessa in favore della Torres. Casu deve andare lungo, cercare Scioni, traiettoria prolungata, ma alla fine ci pensa Pitta, mettere dall'altra parte, far salire un po' i suoi. Palla che termina tra i piedi di Mereu. E parte il Castiadas. Ancora Pitta, che viene però anticipato da Cordeddu. Attenzione Mesina, ancora Cordeddu, deve uscire Trepinna su questa azione che fa dirare moltissimo mister Tortora. 40esimo. Lancio di Tore Pinna, non ci arriva Virdis per l'anticipo di Boi e poi Pinna che viene a sua volta anticipato. Va Mannoni a cercare di controllare la sfera, poi Merenda a servire, attenzione Spanu, ma Pinna mette in fallo laterale, intanto è a terra per i crampi il giocatore del Castiadas, quindi gioco fermo. Dolorante, il giocatore del Castiadas però si rialza.
messa laterale battuta era Cordeddu, il giocatore che era rimasto a terra, che ha corso tantissimo. Qua ottiene un fallo laterale la Torres, bene, sul servizio di Chitta per Spanu. Spanu all'indietro per Mannoni che può aprire, per Piga che può aprire a sua volta per Casu. Lo fa. Casu, subito il cross in aria, però è troppo lungo per tutti. E ci arriva Mereu. 41esimo. Il lancio lungo di Mereu. Va a saltare Merenda. Riesce a colpire di testa, però il pallone termina tra i piedi di Carrus e va giù sull'attacco di Scioni. E intanto sono stati segnalati i minuti di recupero, sono 2. Ci sarà anche un cambio. Esce proprio Cordeddu, che abbiamo visto a terra poco fa. Dentro Piras nel Castiadas. Dunque al 90esimo. Fuori Cordeddu, dentro Piras. Riceve gli applausi. Cordeddu ha fatto davvero un'ottima partita. Tanto abbiamo detto 2 minuti di recupero, ci sarà un calcio di punizione nel cerchio centrocampo per il Castiadas. Carrus, anzi sì, è proprio Carrus che serve Contu, palla messa in aria, attenzione, colpo di testa insidioso, proprio forse del nuovo entrato. Ci va però Toripinna a raccogliere il pallone. Subito rilancio lungo. Sarrizzo e Virdis a caccia della sfera, ma deve uscire Mereu. Palla subito dall'altra parte, ancora va a saltare Merenda che colpisce bene di testa. Piga non controlla. Qua va a terra Mannoni, però c'è Pinna che riesce a servire Carboni, poi Merenda non riesce invece a fermare l'azione del Castiadas che prosegue. Conclusione, c'è la respinta di Tore Pinna, attenzione, prosegue l'azione e c'è il fallo fischiato a Carboni. Protesta tutta la panchina del Castiadas su questa azione. Carboni è andato giù. Il direttore di gara ha visto il fallo e va anche a redarguire la panchina del Castiadas. Probabilmente caccerà qualcuno dalla panchina al cartellino rosso in mano. Abbiamo visto saltare la panchina del Castiadas su questa azione. Sta sicuramente facendo togliere la felpa per vedere il numero di maglia del giocatore che dovrà lasciare il campo, probabilmente il giocatore che era uscito, non lo vediamo il numero, ma è un giocatore della panchina. Quindi espulsione di un giocatore della panchina del Castiadas, purtroppo non vediamo il numero. Era stata l'azione di Carboni che poi era caduto in area, ma l'arbitro ha segnalato il fallo proprio di Carboni. Si gioca ancora, sono gli ultimi scampoli di questa gara che è bloccata sullo 0-0 e termina qui 0-0 tra Castiadas e Torres in questa sfida che nonostante non tantissime occasioni ha comunque fatto divertire due squadre che per larghi tratti si sono equivalse. Nel primo tempo occasioni clamorose, anche 3 gol annullati. Nel secondo tempo qualche pericolo in più corso dalla formazione di Mister Torta, che ottiene comunque un buon punto sul campo della capolista. E adesso, come di consueto, tutti in cerchio, stringersi intorno per un risultato che si può definire sicuramente buono su un campo molto molto difficile. E adesso bisogna ovviamente riprendere il cammino anche con le vittorie, però c'è soddisfazione da parte di tutti per il risultato ottenuto. Occasioni da una parte e dall'altra, forse la maggior parte per il Castiadas, ma una Torres che ha tenuto benissimo il campo, proprio
al cospetto dell'attuale capolista. Vedremo se al termine di questo turno ancora capolista del campionato di eccellenza. È tutto per questa giornata, grazie per averci seguito. Naturalmente in serata potrete poi vedere le immagini con gli highlight della partita, grazie alle immagini di Diretta Sport con la quale avete potuto anche assistere, per coloro che ovviamente, per tutti i tifosi rossoblu che non sono potuti venire qui, assistere a questa sfida. Grazie, da Giulia Bardanzellu è davvero tutto. Riusciremo probabilmente a fare delle interviste che vi metteremo online tra pochissimo. Grazie, a tra poco.